Sul decreto crescita e sull'inserimento della richiesta del Movimento 5 Stelle della disposizione che permetterà di anticipare una gran parte dei crediti vantati in casi di mancati pagamenti per crisi d'impresa, intervengono con una nota i deputati pentastellati sardi Alberto Manca e Paola Deiana. Il decreto attualmente in discussione alla Camera è stata inserita un'ulteriore disposizione a tutela delle imprese, sottolineano i parlamentari sardi, è quella che riguarda il cosiddetto Fondo Salva Imprese che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe voluto fortemente includere già nello sblocca cantieri. Il provvedimento sostiene le aziende subappaltatrici e aiuta così a superare in modo deciso lo stallo nel quale versano alcuni grandi cantieri per colpa delle condizioni di crisi dei general contractors, ossia dei colossi che si aggiudicano le gare e distribuiscono poi il lavoro alle imprese minori. I parlamentari del Movimento 5 Stelle sottolineano nella nota che in questo campo sono state vinte le resistenze della Lega, che fino ad allora aveva detto no ad ogni riformulazione, anche a quella in ultima dal Movimento 5 Stelle prevista, per cui le risorse del Fondo a tutela dei fornitori non sarebbero state versate dall'aggiudicatario, ma sarebbero rientrate tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine dell'aggiudicazione definitiva. Questo senza alcun aggravio per nessuno. Adesso attendiamo l'approvazione dell'Aula, conclude la nota dei deputati Manca e Deiana. Registriamo con soddisfazione il raggiungimento dell'intesa e auspichiamo che la norma possa andare rapidamente in porto alla fine dell'iter del decreto. La disposizione va a rafforzare l'architettura della norma basata su 4 cardini: investimenti, incentivi, imprese e immobili. Con questo importante provvedimento vogliamo rilanciare il percorso di sviluppo del Paese, facciamo ripartire l'Italia.